Terza ed ultima considerazione, ricordando tutti coloro che mi hanno preceduto, qui si tratta di salvaguardare e riconoscere un'identità culturale, secondo questo elemento, secondo me non c'è schieramento politico che tenga, ed è l'elemento che mi porta a dire, con un pizzico di ottimismo, che questa legge sarà sicuramente approvata dalla Camera, perché coglie un aspetto di grande identità culturale che si può estendere tranquillamente a tutte le altre. Cominciamo da qui. Allora, Carlo, per concludere almeno questa fase dei relatori, per la tua associazione, noi ci siamo conosciuti qualche anno fa, è stato un piacere tramite Giorgio per essere qui e tramite anche Marco Travaglini che nella scorsa legislatura era il primo firmatario di questa proposta. Per Roberto Brocco e tutti gli amici che sono qua. Grazie a tutti, grazie a tutti intervenuti, della legge. Volevo sottolineare due aspetti che mi sembrano importanti. Il primo è la valenza sociale del piemontese, cioè qui non si tratta più soltanto di una questione culturale, ma si va a incidere direttamente su quella che è la società, perché nel momento in cui ci troviamo di fronte a 2 milioni di parlanti, 1 milione di persone che quindi 3 milioni di cittadini, siamo di fronte a un fenomeno sociale di grande rilevanza. E quindi la proposta di legge in primis cerca di rimediare a questo vulnus, perché i piemontesi si trovano in una situazione di, usando una brutta parola, che poi alla fine rende, di discriminazione, se vogliamo. Nel senso che a loro non sono riconosciute le medesime possibilità che sono invece riconosciute alle altre minoranze per una serie di questioni. Quindi questa legge vuole rimediare a questa mancanza. E poi il secondo aspetto che mi sembra importante e che viene reso plastico anche dagli intervenuti è il fatto che il piemontese il concetto della lingua piemontese deve passare come qualcosa di inclusivo e non esclusivo, e quindi coinvolgere tutti quelli che non sono qui dal 1450, ma tutti quelli che sono in Piemonte, vivono in Piemonte, sono piemontesi di origine, sono piemontesi di adozione, sono contenti di essere in Piemonte. E questo va a aprire un grosso fronte per quel che riguarda poi il tema dell'integrazione anche dei nuovi cittadini, tema che è stato affrontato e sta per essere risolto in modo brillante in Catalogna, dove l'anno scorso la Generalità, cioè la Regione Autonoma della Catalogna, ha attivato 1500 corsi di catalano, molti dei quali riservati esclusivamente agli immigrati. Questa è una bellissima risposta anche a certe questioni sociali, a certi problemi, anche a volte a certe speculazioni che vengono riproposte. E quindi fornire la cultura, mettere a disposizione la cultura del territorio anche alle persone che arrivano da fuori, che il più delle volte sono proprio quelle più sensibili, quelle più interessate ad apprendere quello che siamo, come viviamo, la nostra storia, e quindi a dare il loro contributo per vivere il loro futuro e fare dei figli. Ancora una cosa, il rapporto IRES di 3 anni fa. Quello che abbiamo detto adesso, che è stato ricordato dall'onorevole Vernetti, dall'onorevole Merlo, che ho appena detto io, il piemontese parlato da 2 milioni di persone, 3 milioni lo parlano e lo capiscono. Questi non sono dati buttati a vanvera, ma sono il frutto di uno studio approfondito dell'IRES fatto con l'Università nel 2006. Quindi questo è assolutamente la pietra tombale su certe speculazioni di lingua dialetto, per quel che riguarda il numero e anche per quel che riguarda lo status giuridico. A questo punto si tratta soltanto di riconoscere quella che è la realtà e dare una configurazione, un contenitore all'interno del quale poi si possono sviluppare delle azioni di sostegno concrete che vanno nella direzione della politicizzazione comunitaria, che non deve essere visto come un pericolo di chissà quale natura o una possibile forma di strumentalizzazione politica, ma deve essere vista come una ricchezza. Perché il fatto che io mangi le mie di Pinerolo e vado a Napoli e mi mangio le cozze, mi fa piacere, non è che vado a Napoli e voglio mangiare gli agnelli, perché sennò io non posso neanche. Se a voi capitato di andare in Francia, ti capita di trovare davanti ai paesi che erano tutti uguali. Questo è un provvedimento rispetto invece a quello che aveva aspettato
è variegata, è multiforme ed è proprio per questo è bello. Mi ha fatto piacere ricordare il film Benvenuti al Sud. I napoletani sono estroversi, sono gioiosi, sono, se vogliamo, un po' più coraggiosi rispetto a me. Sarebbe bello magari che ogni tanto ci si facesse anche sentire con un benvenuto in Piemonte, ma senza fare nessuna recriminazione di nessun tipo, semplicemente proponendosi per quello che siamo. E quindi mi sembra che la ratio che sta alla base di queste proposte di legge e in Regione e alla Camera e anche giacente in Senato vada in questa direzione, ecco. E quindi una forza nostra, un vantaggio competitivo rispetto ad altri territori, ad altre realtà e maggiore capacità nostra anche di poter interloquire con tutte le altre popolazioni. E quindi a questo punto la proposta è fatta e toccherà lavorare e sicuramente da partire. Ecco. Grazie. Volevo ricordare che martedì per sostenere queste proposte di legge facciamo una manifestazione qui davanti alle 11 del mattino. Assolutamente pacifica. Pacifica, gioiosa, si cambierà, un po' positiva. Come Passapaoli. Quindi segnalo a voi che devo